Pubblico. Pronta la polemica in Consiglio regionale del Veneto. I consiglieri veronesi Franco Bonfante, esponente del PD, Gustavo Franchetto dell'Italia dei Valori e Stefano Valdegamberi dell'UDC non ci stanno e chiedono al governatore del Veneto Luca Zaia di ripristinare i 29 milioni di euro destinati al trasporto locale e poi spostati su altre attività. Ce ne parla Tullio Trivellato. Meno corse, riduzione dell'orario di servizio e aumento dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti. E questo è il nuovo scenario per il trasporto pubblico a Verona. Mancano i soldi e Comune e Provincia Scaligeri hanno fatto la scelta. A pesare sul bilancio è il taglio dei trasferimenti dalla Regione. Si preannunciano gravi disagi per i cittadini che si troveranno a pagare di più per un servizio che viene ridimensionato. I tre consiglieri regionali veronesi, Franco Bonfante del Partito Democratico, Gustavo Franchetto dell'Italia dei Valori e Stefano Valdegamberi dell'UDC, chiedono chiarezza e puntano il dito sulla giunta regionale. Quindi l'azienda di trasporti diretta da un presidente, da un direttore della Lega Nord, con il sindaco della Lega Nord, con il presidente della regione della Lega Nord e il presidente della provincia di Verona del PDL, hanno fatto questa scelta incolpandosi uno con l'altro. Noi vogliamo invece che i cittadini sappiano la verità. La verità è che 29 milioni di euro di accise sulla benzina che dovevano essere destinati dalla regione Veneto a favore del trasporto pubblico locale sono stati invece distratti per altri argomenti sicuramente meno importanti, sicuramente meno essenziali. Da lì nasce la crisi delle aziende di trasporto pubblico della regione Veneto, in particolare di quella di Verona, e da lì nascono tutte le conseguenze a danno dei cittadini delle Verona città e in particolare dei comuni della provincia. Chiediamo appunto alla maggioranza di mettere mano alla riorganizzazione di tutti i servizi a livello regionale e anche a livello provinciale, dove abbiamo ben 3 aziende che si occupano di trasporto pubblico, quindi creare maggiori efficienze, meno sprechi e per garantire maggiori servizi ai cittadini. Dall'altra parte anche Luca Zaia sul fronte trasporti lamenta i tagli e dice di aspettare risorse. Le prospettive sono che dobbiamo avere risorse, visto considerato che noi abbiamo 2 fattori importanti: dare risposta ai pendolari in un momento di grande difficoltà, in un momento nel quale la benzina costa 2 euro al litro, e dall'altro non dimentichiamoci che siamo anche, lo ricordiamo al governo, la prima regione d'Italia per turismo e i turisti, da quel che mi risulta, non vanno tutti in auto. Il ripristino dei fondi, i 100 milioni di euro che abbiamo richiesto e la volontà di dimostrare che non siamo un territorio dimenticato, ovvero la periferia dell'impero. E andiamo ora alla cronaca dal